Noi abbiamo riscontrato nella sola marca trevigiana, nella Castellana in particolare, le emissioni di fatture per 26 milioni di euro complessive. Articolato e complesso il meccanismo portato alla luce nell'operazione Mattone di Carta dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato 6 persone per reati tributari legati all'utilizzo e all'emissione di fatture false. Le indagini hanno permesso di scoprire nel solo territorio della Castellana 4 società cartiere prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari ed attive solamente per vendere fatture relative a lavorazioni mai realmente svolte in ambito edilizio. Quantificati in oltre 1 milione di euro i proventi illeciti. Le Fiamme Gialle hanno richiesto e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la chiusura delle partite IVA coinvolte nel disegno criminoso al fine di impedire l'emissione di ulteriori fatture false. Una di queste società, tra l'altro, aveva anche richiesto la garanzia di un finanziamento bancario, portando appunto come giustificazione questo volume d'affari fittizio generato attraverso le fatture false. L'intervento ha permesso di impedire che a questa garanzia seguisse un effettivo sborso di denaro da parte dello Stato. Il sistema messo in piedi vedeva il coinvolgimento di altre imprese cartieri operanti, oltre che nella Marca, anche nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. L'attenzione dei finanzieri si è poi concentrata sugli utilizzatori delle fatture false, individuando in provincia di Treviso 2 società operanti nel settore dell'edilizia. E in un caso abbiamo addirittura la partecipazione a procedure pubbliche, quindi a gare d'appalto per 2.600.000 euro, motivo per cui sono state segnalate all'ANAC le situazioni sia relative alle violazioni tributarie che relative poi alla fornitura di false informazioni nel corso delle procedure di gara, situazioni che potrebbero portare alla sospensione della società dalla partecipazione a ulteriori procedure ad evidenza pubblica.